Sbessoiaro anche, lo chiamiamo Sceson sbessoiaro, oppure nel termine tecnico baguinaro anche che chiama. Chiamatelo come volete, ma lui è il nonno della comunità di Salvatronda, uno dei borghi di Castelfranco. Un albero maestoso da ammirare in queste giornate d'estate, che all'apparenza non dimostra la sua età. Questo qua è stato piantato nel 1885, perché era uno vicino alla chiesa che è stato sradicato da una tromba d'aria e i paesani che ha deciso di piantare in un altro al centro del villaggio. Del resto qui siamo a Silva Rotunda, dall'antico bosco circolare che si doveva attraversare per arrivare al Muson dei Sassi e alla città dove nessuno voleva andare ad abitare e che per questo divenne esentasse, ovvero Castelfranco. Il Bagolaro non risale a quei secoli, ma comunque 2 guerre le ha viste passare, così come la pellagra, la miseria e le tante valigie di cartone che anche qui sono partite a catar fortuna. Insomma, è il nonno per tutti, che ora però è seriamente malato. Ho notato sta crepa e dopo ho avvisato qui del comune. E qui del comune bisogna verificare effettivamente che c'è un problema che si deve collassare e che ha detto qui il tecnico del comune. In effetti, guardando bene, il fusto all'interno è vuoto e i grossi rami mossi dal vento hanno provocato queste fratture che al momento vengono contenute con una serie di cinghie. Purtroppo però la prognosi è tutt'altro che positiva, con una forte probabilità che se non si interviene il prima possibile ad alleggerire la chioma, il Bagolaro si schianterà su se stesso. Un'ipotesi che tutta Salvatronda non vuole nemmeno prendere in considerazione, chiedendo al sindaco Marcon di salvare il loro albero. Qua faceva praticamente feste, che era festa del paese, che era giostre, che era un po' di tutto. Ma il centro del paese è il centro del paese, oltretutto anche del periodo di Natale si fa l'albero di Natale qua. È il simbolo del paese proprio effettivamente. Del resto, dicono a Salvatronda, qui siamo tutti un po' duri come i mussi e se ha resistito a guerre e bombardamenti vuol dire che anche il Bagolaro, almeno l'ostinazione di vivere, davvero ce l'ha.